con Mirko Artuso per presentare la seconda edizione di questo festival molto importante per te e per tutta la comunità di Segusino, per la provincia di Treviso. Soprattutto oggi si inaugura con Marco Paolini. Su che cosa sarà incentrato questo festival? Ho pensato di lavorare sul genius locis, cioè sulla genialità dei luoghi, cercando di chiedere alle persone di essere presenti, di partecipare, di dare una mano concreta a tutta l'organizzazione del festival, ma non solo, anche dal punto di vista artistico. Quindi siamo partiti con un progetto di cinema comunitario che coinvolge i bambini, gli adolescenti, gli anziani del paese. Abbiamo delle installazioni sonore che hanno ricostruito l'audio, i suoni di quello che è la vecchia scuola, di quello che è la chiesa, il bosco, e poi tutti gli ospiti che abbiamo confermato a partire da Marco Paolini questa sera, la banda Osiris, io stesso, Giuliana Musso, Anagor con un bellissimo lavoro su Alda Merini. È un festival che vuole raccontare un territorio ma fare in modo che questo dialoghi anche con il mondo. Tanto che abbiamo anche un collegamento in video con Cipilo, che è il paese fondato dai segusinesi in Messico. Quindi tutto questo serve un po' a raccontare la genialità dei luoghi e fare in modo che ci sia un dialogo molto stretto tra gli artisti, le opere che propongono e il territorio in cui noi le proponiamo. È una differenza rispetto all'anno scorso? È un festival itinerante a tutti gli effetti, perché abbiamo portato gli spettacoli che l'anno scorso avevamo pensato solo per Stramare. Quest'anno abbiamo cercato dei luoghi che possono accogliere i concerti, i film e gli spettacoli teatrali anche a Milies, ma anche a Segusino, nella piazza del paese, con lo spettacolo dei Black Blues Brothers, per esempio, che è uno spettacolo bellissimo di circo acrobatico, che faremo il 4 luglio nel tardo pomeriggio la sera. Ecco, questo è già una grande novità, cioè coinvolgere tutte le frazioni e coinvolgere ovviamente il comune di Segusino. Sono contento di essere qui a Stramare perché Mirko Artuso è stato uno dei primi ad avere il coraggio di dire io vorrei comunque fare qualche cosa, si è mosso per tempo e non sono i grandi teatri pubblici ad essere ripartiti subito, sono persone che in qualche maniera hanno fretta e una ragione anche più profonda che qui si intuisce in tutto il modo di approcciarsi, no? Di come si accolgono le persone, come si organizza una cosa insieme ai tuoi vicini di casa e come una comunità insomma ti accoglie. È importante. Non so se la parola giusta è ripartire, comunque sia bisogna camminare. Con il sindaco Gloria Paoloni a questo primo evento del festival di Mirko Artuso, cosa significa avere qui oggi Paolini? Insomma, inutile dire che è un grandissimo onore avere Paolini, essere noi a Segusino a ospitare il primo spettacolo anche per lui dopo, diciamo, la chiusura, quindi proprio una serata che ha un significato importante di ripresa, di ripartenza. Tutto è perfetto perché veramente siamo stati fortunatissimi anche con il tempo e con tutto, quindi non posso che essere contenta e ringraziare davvero il Teatro del Pane, Mirko e tutti quelli che hanno lavorato intensamente per mettere in piedi per il secondo anno qui a Segusino una rassegna così importante. Poi questo festival sarà anche itinerante rispetto all'anno scorso, che era un po' legato principalmente al borgo di Stramare. Quest'anno invece sarà più distribuito, diciamo così, su tutto il territorio, quindi un modo ulteriore per promuoverlo. Sì, dopo l'esperimento tra virgolette dell'estate scorsa, dove appunto che è stata un'edizione un po' più contenuta e basata principalmente a Stramare, quest'anno, visto insomma il successo e la risposta del pubblico, Mirko e il Teatro del Pane abbiamo pensato assieme di ampliare un po' lo spazio, quindi spostarci anche negli altri borghi per coinvolgere proprio tutto il paese e per permettere agli spettatori del Teatro del Pane di apprezzare anche il resto del paese. Un attore deve guardarsi bene dal fare educazione civica, un attore deve raccontare delle storie e sono le persone a decidere che uso farne. Se uno si mette in testa di educare è già su una cattiva strada, nel senso che soprattutto nel mio mestiere non bisogna mai alzare il dito, mai montare in cattedra, bisogna sempre in qualche maniera stare tra i banchi
è meglio.